Bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, vediamo subito nella fotonotizia in alto la felicità de Romano per un soffio che vince di 43 voti a differenza dello sconfitto Perin. Chiedo il conteggio delle schede, dice l'altro. Adesso vedremo anche come andrà a finire questa faccenda. Fuga dalla sanità pubblica, in un anno 600 dimissioni, dopo la pandemia anche l'ULSS 2 di Marca soffre del passaggio dei dipendenti al settore privato. La CGIL, le nuove assunzioni non bastano, sempre più difficile coprire i turni. Vediamo un po' anche le altre notizie. Oltretutto la fotonotizia: vai al lavoro in bici o a piedi, il premio è un buono pasto. E area del crollo in Marmolada, luglio e agosto niente accessi, non si potrà andare perché dopo i fatti insomma, che sono capitati, saprete, no? Quando è crollato il pezzo di Marmolada morirono delle persone, adesso si sta un po' più attenti. Altre notizie sulla prima pagina: malore in casa, donna di 24 anni muore dopo 4 giorni di agonia, Dio atteso, dirigente atleta, aveva 56 anni, ciclismo in lutto. Sul Gazzettino invece troviamo subito nella prima pagina in alto: la sinistra vince solo a Vicenza, Idem Possamai sindaco per 500 voti batte l'uscente, Rucco è l'unico comune dove il centrodestra ha perso, centrosinistra flop, cade anche il Fortino Rosso di Ancona, Meloni premiato un buon governo. Nella fotonotizia: giovedì i divieti tra Aitir al centro del vertice dell'Unione Europea, Brennero, Italia e Germania contro Vienna, incidente o sfida alla beffa di Venezia, rimane un giallo, si parla della gettata di verde in Canal Grande. E sul Corriere del Veneto invece c'è un sorridente Possamai in fotonotizia, lo vediamo proprio al centro. Dico grazie ai miei 5 fratelli, e poi vince Possamai, Vicenza cambia colore. Mose, il conto sale a 6,7 miliardi e la macchia verde, l'ipotesi di una mano maldestra. Questo si parla ancora di Venezia. Poi ci sono altre notizie che tornano, tipo Anica in corsa alle verifiche sugli alibi delle persone vicine, e ancora si parla dell'omicidio del Piave. Su TG Plus Treviso: al lavoro in bici o a piedi, partono gli incentivi Bike to Work, rifiuti illeciti, Botaci incontro Gomorra, non vogliamo malavita qui, riqualificazioni in via Germanese, finalmente partono i lavori, e tante altre notizie che trovate naturalmente sul nostro portale.